Bondi presenze e obiettivo centrato per il più classico dei capodanni per Padova e i padovani. Secondo le stime di Palazzo Moroni sarebbero state infatti 80.000 le persone accorse in Prato della Valle per assistere allo spettacolo pirotecnico e a quello musicale. Nonostante il freddo, il Prato si è completamente riempito per la festa organizzata insieme a Radio Company Future Vintage Festival, ha commentato un entusiasta assessore Bressa. Tra l'area attorno al palco, montato nel lobo di Santa Giustina, l'isola Memia e l'anello che circonda la grande piazza, il comune stima si siano presentati tanti spettatori. Un appuntamento su cui l'amministrazione comunale aveva puntato molto, mettendolo a calendario come il momento culminante del cartellone di proposte per le feste natalizie. Un grande colpo d'occhio, una piazza fantastica, solare e divertita che ci ha permesso di entrare nel nuovo anno nel migliore dei modi, cioè con un grande momento di condivisione e celebrazione collettiva, ha aggiunto l'assessore, che si è detto pienamente soddisfatto anche della macchina organizzativa e dell'apparato di sicurezza, che ha previsto un ampio dispiegamento di forze grazie all'istituzione della centrale operativa interforze all'interno della loggia Amulea. Positivo anche il riscontro dal punto di vista degli spostamenti e dell'utilizzo dei mezzi pubblici, che prevedevano una serie di navette gratuite e un potenziamento della linea del tram. Divertimento ma anche rispetto, a partire dal volume della musica e dei fuochi d'artificio, scemate anche le polemiche per la presenza sul palco di Fabri Fibra. Una piazza gremita ha salutato l'anno vecchio e accolto quello nuovo anche a Rovigo. Tantissimi rodigini che hanno voluto ritrovarsi nel cuore cittadino per condividere questo tradizionale momento di scambio di auguri. Un grande successo per la serata organizzata dal comune, assessorati ad eventi e manifestazioni alla cultura con Live for Music. Sul grande palco allestito appositamente a dare il via all'evento sono state anche qui le esibizioni di alcuni rapper per una serata presentata da Paolo De Grandis. Il sindaco Edoardo Gaffeo, gli assessori Erika Alberghini e Luisa Cattozzo hanno portato sul palco il saluto delle istituzioni, manifestando grandissimo entusiasmo per il successo della serata. Tra balli, auguri, sorrisi, brindisi e panettoni, la città ha dato ufficialmente il via al 2020.